Ciao amici, siamo di nuovo nel diario di un viaggiatore eterico e questa volta è un viaggio davvero. Ci troviamo a Gianni? Barbarano Vicentino sui Colli Iberici. Ok, in un bellissimo scenario naturale. E Gianni, che è un insegnante di Qigong e Tai Chi, ci ha portati a scoprire questo posto perché, nonostante sia definito una necropoli, È definita una necropoli longobarda. Però adesso verifichiamo un po' di cose che non ci tornano. perché l'energia del luogo sembra essere tutto fuorché quella di una necropoli. Vedete, quando incontriamo aspetti dei defunti, l'etere dei defunti, lo chiamiamo etere cimiteriale, ha una qualità particolare, è pesantino, ma non un pesante bello che nutre, un pesante che te toglie. E qui non ce n'è neanche la minima traccia. Sarà l'energia naturale? Non lo so. Per cui verifichiamo. Questa vasca piena d'acqua che potete vedere dovrebbe essere un sepolcro. Ovviamente non c'è niente dentro. Dai, testiamola un po'. Allora. Ok. Come sempre prendiamo fra le mani il campo del luogo e usiamo le mani per misurarlo. Celeste, tellurico, mamma mia, bello. Artigiano, chiusa, non parla e non si esprime, quindi bel luogo, pulito, energia naturale. Energia oro. Trovi oro? Ley lines, però strano che ci sia un aspetto di oro. Ley lines scorre lì. Sì, qua. Sì. Poi magari riusciamo anche a inquadrarla. Certo, non vedrete niente perché è invisibile, dai, si sente con altri sensi. Però E mi dà anche celeste più che sì, tellurico. c'è anche un bel aspetto celeste di ispirazionale. Proviamo a vedere se troviamo tracce di defunti. Sì. Da una cosa come del luogo, qualcuno c'è stato in epoca No. chissà, ma non c'entra con... Sembra che non sia un canale diretto con questo. Io qui soprattutto non trovo niente. Forse in altre zone qui intorno una traccia sì, ma non... Proviamo a testare allora questa vasca in particolare. Vediamo se è diversa dal resto del luogo o se forma qualcosa di particolare. Ecco, in questo caso quello che andiamo a misurare non è tanto un parametro, ma come scorre l'etere nel luogo. Sono degli aspetti luminosi, come se fosse luce. Ma è voluta. Cioè, ci sento un aspetto di forma. Sarà che proprio la forma raccoglie l'etere Sì. ambientale, ma c'è oro. Sì. Si sente. Cioè, l'etere oro non è casuale. Sì. Cioè, l'etere oro viene prodotto quando una persona sta in meditazione per ore e si confronta con l'interiorità e dischiude le porte del Sì. cielo e della terra. Cioè, diciamolo chiaramente. Tra l'altro quell'etere oro l'avevo percepito quando su una delle vasche qui avanti, dove mi sono proprio messo dentro la vasca, quindi non c'era acqua, e ho provato a fare delle tecniche anche semplici di Qigong e mi è arrivata luce, energia oro, e da lì mi è venuto in mente che forse non c'entra proprio con quello che dicono gli archeologi in questo senso. Sì, o il tempo e il luogo hanno completamente ripulito il posto nell'uso della necropoli o non è mai stata una necropoli. Iniziazione? Percorsi di iniziazione? Fonti battesimali? Come guarigione onestamente non me lo darebbe. Può anche farla perché è un luogo ricco di energia vitale, per cui ti pompa l'aspetto rigenerativo. Però mi sembrerebbe più un luogo adibito ad aspetti sacri, dai. Va bene. Iniziazioni. Giusto. Vediamo se c'è l'eco. Non so se sbaglio, ma potrebbe... Allora, iniziazione sì, però era un rituale di rinascita. Cioè ci mettevano dentro la gente come se dico adesso è una morte a quello che sono stato fino adesso per una rinascita
di un nuovo me, di un nuovo... Sì, sembra più un aspetto rituale, Ah. sì. Però rituale chiaramente non in senso negativo, ragazzi, ok? Non state a pensare al rituale di magia nera. Rituale è semplicemente la ripetizione di gesti che collegano l'essere umano qualunque al divino. Questo è il concetto del rituale, che poi abbia assunto un altro significato, un'altra storia, dai. Sì, qualcosa in tal senso, però non so, cioè, qualcosa di memoria c'è, ma non mi parla nelle forme che io conosco. Sono aspetti che io non ho onestamente. Però Proviamo a qualcosa vedere c'è. l'epoca, Giusto. vediamo cosa si dice. Torniamo indietro. Allora, Tello Mobarda sarebbe 500-600 d.C. Ma io torno indietro 700. di 100 anni alla volta finché non trovo qualcosa. Ok? Strano. C'è stato un periodo andando indietro prima dell'anno 1000 in cui pompava, poi ho sentito nel Sì. 500 che si Sì. chiudeva, Sì. poi prima del 500 ha ricominciato a pompare Sì. per andare anche anche un'età prima di Cristo. Io mi sono fermato al 200 d.C. e qualcosa c'era, però non era stata scavata la forma, era comunque utilizzato questo luogo. Sì, comunque c'era qualcosa. La parte in cui il campo si chiude, per me l'hanno effettivamente usato come sepolcro. Ci sentivo qualcosa 500 dopo la caduta dell'impero d'Occidente, può darsi che i di cadavere. Fra il 5 e il Longobardi... 700. Sì. può darsi, sì, che... Lì sì. Però mi viene da dire, sì, forse è effettivamente stato scavato per un uso funerario, ma prima dell'uso funerario era già utilizzato questo luogo. Voglio dire, siamo alle pendici di un colle, cioè non è un luogo dove si costruisca facilmente qualcosa e non ci sono tracce di costruzioni, di città, di monasteri, non c'è niente. Quindi potrebbe far pensare che questo fosse un posto conosciuto come posto sacro nell'antichità e poi dimenticato, perduto ed è stato magari riciclato in forma cimiteriale? Non mi stupirebbe. Potrebbe. Cioè, ricordiamoci che storicamente il termine camposanto, cimitero, nasce perché nel boschetto sacro agli dei dell'antico mondo pagano venivano seppelliti i defunti per sconsacrare quell'aspetto di antiche divinità, per quanto belle e luminose fossero. Quindi non mi stupirebbe se questo è stato portato avanti. Si sa, le tradizioni pagane nei luoghi di campagna sono sopravvissute più a lungo che non in città. Puntini, puntini, puntini. Ok. Dai, esploriamo il resto. Vediamo il restante. E queste sono le altre vasche. Più un'altra in fondo. Analizziamo meglio questo posto. Dicevi che ci senti qualcosa sottoterra. Sì, c'è qualcosa che fa così da sotto, che fa questo, Che esce. o che tenta di uscire. Energia di faglia. Simile. Ci va vicina. Ma è una ex zona vulcanica? Non so se sia considerata zona sismica qui, ma non credo, sai. Perché c'è, o è gas sotterraneo, c'è proprio qualcosa che spinge su, sì, che... esatto. Però è lento, è basso. Sì, sì, sì. Sporchetto, in tutta sincerità. Sta scaricando la ley lines. Sì? Sì. Io sto provato a lavorare un po' quell'aspetto che sentivo sotterraneo. Hai lavorato qui sotto? Sì, ma la valvola di scarico me la dà molto più in là dove c'è la ley lines che passa. Se provo a risvegliare il luogo mi dà solo energia naturale. Non riesco ad agganciare un aspetto numenico, divino che parla nel luogo. Bel luogo, molto bello, energia naturale, per questo mi viene da dire sarà stato usato in tempi antichi e poi dimenticato. Sì. Allora c'è l'energia che è data dalla ley line praticamente qua. Poi chissà, così ci dice oggi e magari fra qualche giorno, ritornando un altro anno, scopriremo qualcosa che ora c'è nascosto. Perché funziona così, ragazzi, non è che tu vai e sei il super radar che vede tutto.
ci vuole rispetto innanzitutto, amore per il luogo, amore per conoscere quel luogo. A queste condizioni e con una certa preparazione il luogo ti si apre, ti si mostra, le forze del luogo ti si mostrano. E se no, no. Ho provato a contattare l'intelligenza che magari credo sia la guardiana di questo posto, per avere anche tipo delle informazioni su come veniva usato questo posto, su cosa potesse servire, eccetera. Mi è stato mostrato il solstizio d'inverno, quindi quando le energie si chiudono, ma perché? Perché c'è come una gestazione, è come rimanere nell'utero, no? di nostra mamma, aspettando la rinascita. E quindi, da come la vedo io, era un aspetto in cui delle persone venivano per morire alla loro vecchia personalità, facendo un rituale quindi nel solstizio d'inverno, e per poi venire qua nell'equinozio di primavera e presentarsi con una rinate, con un aspetto di reviviscenza. Casualmente, questo qua non l'abbiamo fatto apposta, oggi è l'equinozio di primavera, alle 10 di oggi è l'equinozio di primavera 2025, quindi questo non si è fatto apposta, però... Che è l'ora in cui stiamo registrando pure. Esatto. Ci sta, l'energia naturale, se la andate a sentire nei luoghi abbastanza incontaminati, d'estate in primavera esplode, d'inverno scende e si racchiude, l'aspetto proprio della forza vitale della natura si riduce, ovvio in inverno. Questo corrisponde. Mentre Gianni faceva questo, io mi sono sintonizzato per vedere se trovavo un genius loci, il genio, lo spirito custode del luogo, e si sente, c'è, in tutti i luoghi di un certo livello c'è. Ho continuato a lavorare per la pulizia e adesso non mi dà più quella sensazione qui dietro la nuca di fastidio. È bella tonificata la ley lines. Può darsi che anche la ley lines serviva per dire: mi porto via il vecchio e lo metto dentro questo flusso per sì, mandarlo via. Può essere che l'abbiano sfruttata in questo modo. Continuo quindi l'ipotesi che sì, la sepoltura c'è stata, ma in età più recente. In età più antica, alle origini, questo luogo era un luogo utilizzato per scopi, diciamo, cerimoniali, magici, sì, potremmo dire. Ci sta. Un aspetto alchemico di morte e rinascita dell'ego. Se ti accosti con rispetto, col core a un luogo, il luogo ti si può anche aprire. Se ci vai per altri motivi, certo, rimane chiuso, cade una pigna e pensi che sia stato chissà che cosa. E il luogo ti sta prendendo in giro. In ogni caso col Qigong si riesce a percepire anche energia oro in questo posto. Quindi, che sia la natura, che sia la ley 9, che siano queste vasche, comunque si percepisce quel tipo di energia là. Allora, visto che siamo venuti qui a testare delle energie e che abbiamo anche richiamato comunque delle entità del posto, è giusto comunque provare gratitudine perché ci è stato permesso di fare questo, e quindi provare gratitudine a quello che io chiamo il guardiano di questo posto o gli eventuali guardiani prima di andare via. Quindi non diamo niente per scontato quando entriamo su determinati posti. La natura è sacra e la dobbiamo rispettare con tutti i suoi abitanti, visibili e invisibili. Questo è un bel posto, quindi venite pure a visitarlo e a farci pratiche, ma non riversateci le vostre pattuglie mentali. Rispettate il luogo, non è qui per voi. Esiste a prescindere, ok? Sì. È qui perché possa anche dare a tante altre persone. Quindi il rispetto, portarlo nel cuore e ringraziare. Sì. Quindi grazie a questo luogo, grazie alle energie che ci sono qui, grazie a tutti i suoi abitanti, quelli che possiamo vedere, e i suoi guardiani invisibili. Grazie. Grazie ragazzi e alla prossima. Ciao.